io non ce la posso fare. La gente allora, porco il demonio, ma non si può parlare per 3 settimane di una merda di orso, ma che cazzo se ne frega, ma abbattetelo, non abbattetelo, mettetelo in un circo, mettetelo in un zoo, che cazzo se ne frega dell'orso, minchia. Allora, c'è scritto lì calcetto e beach volley, ma mi spieghi che cazzo c'entra il paddle? Cioè, ma perché il paddle? Madonna Vito, guarda, sei proprio un napoletano. Ma vai a cagare, Vittorio, si spara agli orsi come 50 anni fa si sparava io. No. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. I nostri 3 principi principali sono la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti. Buonasera, buona Schlein a tutti, bentornati sui Barbari Eleganti. Come ogni mercoledì qua con voi c'è sempre Gazzi insieme a Marco Rubeo. Buonasera a tutti. Insieme a Vittorio Le Donne. Basta, ormai il limite di sopportazione è stato ufficialmente superato. Basta las mujeres. con questa buona Schlein a tutti. Buona Schlein, buona Schlein. Buona Schlein, la stessa cosa. Trema anche il microfono. Scognamiglio, stavolta sei d'accordo con me. Non ne possiamo più di buona Schlein a tutti. Buonasera a tutti. Ovviamente sono d'accordo con te, Vittorio. È imbarazzante, è stato imbarazzante la prima volta e diventa sempre peggio. È stato imbarazzante il fatto che tu non ci sia stato per 4 settimane di fila. Vabbè. E ti ripresenti così all'improvviso. Passavo di qua. Passavi di qua. Ma sì. sai perché? Perché era già a Istanbul a festeggiare la Champions League del Milan. Grandi campioni, meno male che ci siete voi che avete riportato la Champions League in Italia. Vittorio, cosa mi dici stamattina? Che una domanda però, assolutamente importante, che è assolutamente per il bene della trasmissione. Non hai portato hamburger con farina di grillo questa volta? Purtroppo no. Però bene, sono sollevato. Devo passare al supermercato a prendere qualcosa con tipo carne sintetica o robe del genere. E purtroppo quella non c'è ancora nei supermercati. Possiamo comprarla aerei dall'America, dove so che... Esatto. Purtroppo no. Mamma mia, che schifo. Io sto ancora ripensando a quella puntata vecchia dove voi a un certo punto avete portato il panino con la farina di grillo, ma gli ascoltatori se lo ricordano, con tutti gli insetti, e per chi se lo ricorderà se li sono mangiati proprio in diretta, cioè c'era una puzza. Basta, lo abbiamo già detto 20 volte. La cosa una scena pietosa. La cosa che però Gaz non dice è che in diretta io e Marco l'abbiamo mangiato. Esatto. Però fuori dalla diretta il buon Gazzola è come se l'è mangiato quel panino. Ma non diciamo eresie, ma non è vero. Lo sa benissimo la regia che non è vero. Cioè, questo qua è pura diffamazione. E conferma. Abbiamo una chiamata. Buonasera. Oh ragazzi! Grande Buonasera. Grande Nick. Come va? Buonasera, che bella sorpresa. Vittorio già è disperato. Ho sentito buona Schlein e ho sentito anche che si parlava di somiglianze. Sì. Poi ho visto voi 4 lì in studio, ho pensato di farvi una domanda. Sì, prego. Ma sono l'unico a pensare che la Schlein sembra un uomo, a parte il fatto che... Va bene, ringraziamo il buon Nick. Un secondo, una domanda. Nick, tu l'hai mai fatto il gay test? No. Cosa? L'hai mai fatto il gay test come Luca Scognamiglio? Guarda, preferisco farmi un TSO che mettermi a fare quelle cose. Benissimo, ringraziamo il buon Nick per l'intervento di questa settimana. Allora, posso collegarmi un attimo alla Schlein, perché settimana scorsa poi è stato fuori il discorso dell'armocromia, quella roba lì, no? Ma sì.
E qua significa poi la Schlein che esce su Vogue in copertina è sempre di più una sinistra dei lavoratori, come era una Sì, volta. una sinistra dei proletari, Ovviamente lo insomma. dico in maniera ironica, e lo vediamo anche con i sindacati che il 1° maggio, la festa dei lavoratori, cosa han fatto? Potevano festeggiare, potevano fare i soliti interventi, invece Potevano no. lavorare. Potevan lavorare, quello certamente, e invece no, hanno criticato il governo perché ha dato 100 euro in più in busta paga ai lavoratori con sotto una certa soglia di reddito e di retribuzione. E questi qua pure si sono lamentati, cioè il governo che aiuta i più deboli e non ci siamo ritrovati i sindacati che sono riusciti a far polemica anche su queste cose imbarazzanti. Così come è imbarazzante che i sindacati rappresentino sempre meno i giovani che entrano nel mondo del lavoro. Se pensiamo alla composizione all'interno dei sindacati, composizione per età, dove per lo più sono pensionati, quindi i Esatto. sindacati rappresentano più gli interessi dei pensionati che dei giovani. Se pensiamo già a questo è scandaloso. Se pensiamo al fatto che anche la festa dei lavoratori si sono lamentati col governo perché ha alzato le buste paga, è Esatto. ancora più scandaloso. Il 50% degli iscritti ai sindacati in Italia, ai sindacati principali CGIL, CISL e UIL, ha più dell'età pensionabile, nel senso la metà degli iscritti ai sindacati, che sono quelli che dovrebbero rappresentare i lavoratori, sono dei pensionati. Quindi hanno ancora senso questi sindacati in Italia? Questa è la domanda. Insomma, tu che ne pensi, Vito? Stai proponendo l'abolizione dei sindacati? Assolutamente sì. Mi trovi d'accordo? Ottimo. Peccato, cioè, mi avete anticipato, volevo dirlo io, quindi... parlando comunque di critiche al governo fatte durante i giorni festivi, come non si può parlare dei nostri cari amici dell'Espresso che criticano con un articolo che riporta le parole di Virginia Raggi sulla festa del 25 aprile, Sì. cioè, che titola "L'antifascismo non si fa a parole, Meloni ora faccia Casa Pound". Marco, so che tu volevi parlare molto ferocemente di questo argomento, Ma in realtà no, io in realtà non ho mai avuto rapporti ma assolutamente. Anche gli occhiali neri. Io non ho mai avuto rapporti con Casa Pound, figurati, per me son dei coglioni esaltati, guarda. Con tutto il rispetto, però chi nel 2023 o chi nel 2015 continua col braccio teso a dire: "Io so fascista, insomma, per me farebbero prima, insomma. In realtà non so neanche cosa dire, cioè per me sono degli esaltati e basta, cioè parlare ancora di queste cose nel 2023, quelli che continuano col braccio teso a dire io so fascista, viva Arduce, questo è Poi con l'accento esatto, soprattutto. esatto. Io so fascista, viva Arduce. Mi ricordano tanto quegli emiliani che dicono io sono vecchio comunista, viva Stalin, vabbè, fa niente, non fa niente. Cioè nel senso, siete degli esaltati, fate pace col passato e andate avanti. Ma sull'argomento, allora, il mio rapporto con Casa Pound, io nel 2019, quando sono sceso a Roma insomma, per andare a un comizio, il famoso comizio di "Io sono ehm, tornando da quel comizio, mi ricordo di essere passato per sbaglio davanti alla sede di Casa Pound. No, per sbaglio, Per veramente. sbaglio. Stavo tornando alla stazione sbaglio. Termini, ero sceso in giornata, sono passato per sbaglio davanti alla Mangiagriglie, sede di Casa passa davanti a Pound. Casa Pound. Mi ricordo di aver visto Simone Di Stefano, quello che allora era il capo di Casa Pound, che mi ha lanciato uno sguardo molto, molto intenso. Io gli ho ricambiato uno sguardo molto, molto intenso. Da quel momento in poi ho preso, no, perché era dall'altro lato della strada e sotto l'insegna di Casa Pound lì nel coso occupato. Sono passato avanti e poi non ho più avuto rapporti con Casa Pound. Quindi Vittorio, a cosa ti riferivi prima quando dicevi i tuoi rapporti con Casa Pound? Non ci sono rapporti Magari i con Casa rapporti con Pound. Di Stefano, No, Sì, ha va fatto bene, questo cioè, sguardo intenso. quando arriverà il momento potrai fare outing, caro il mio signorino della Cattolica. Vabbè, a Gaz neanche lo chiediamo perché in realtà il suo habitat naturale sono i centri sociali. Ah, io mi trovo benissimo. Ma no, posso dire che se c'è qualcuno di abusivo, tale è, quindi va sgomberato.
che sia di Casa Pound, che sia di un'altra sigla, Anche un centro sociale di sinistra. anche un centro sociale di No, sinistra, che la non proprietà ma credo sgomberiamo, è sacra. sgomberiamo tutti, ruspe. Andiamo avanti con le ruspe di un di legalità, Dai, non ti prendere crede il nessuno, presidente. Gazzo, ma se ti abbiamo visto l'altro weekend che eri in centro sociale lì con Ma i tuoi dove? Ma amici, dove? con i rasta, con Io i voglio capelli blu. personarci. Io non ho pregiudizi, ho amici ovunque, però chi è abusivo e va sgomberato. Mettiamola così. Io mi voglio ricollegare un attimo alla critica che stava venendo fuori prima sulla Schlein, quella famosa intervista a, a Vogue. In cui ha detto ho un'arma comunista che pago Esatto. 300 euro all'ora per farmi dire come vestirmi. Posso manifestare tutta la mia vicinanza alla Schlein in questo caso perché è stata attaccata ferocemente per nulla. È stata attaccata ferocemente per nulla. È una persona che dice stronzate e va discussa per le stronzate che dice, non per quello che fa nella vita privata. Beh, sono d'accordo, avendo speso anch'io sui 400 euro all'ora per l'arma comunista. Ah, ma quello poco ma Tu forse sicuro. Sony avresti bisogno di spendere 300 euro all'ora dall'arma Però, comunista, anche da un buon probabilmente sarto. quello che fa riflettere, che comunque il PD, ex PC, ricordiamo da dove è nato, da dove vengono, tutta quella roba lì, dal mondo ovviamente, oggi si ritrova un segretario che è appena entrato nel PD, perché poi ricordiamo, non è da sempre un partito democratico appena entrato, però cavoli loro, no, no, critiche politiche, però fa riflettere che oggi quello che una volta doveva essere il partito dei lavoratori, oggi su Vogue si fa le copertine, spende metà salario di un operaio per farsi l'armocromia, critica il governo perché alza gli stipendi nelle buste paga, quindi non è tanto una critica alla persona per quello che fa, per carità, è la critica alla figura politica che una volta poteva rappresentare le classi operaie, i lavoratori, eccetera, e che oggi rappresenta quelli dove abita Don Marco Rubeo in area C a Milano e dove già abita e poi abiterà e farà i palazzoni, rappresenta ormai quella fascia della popolazione, ma questo fa riflettere invece dall'altra parte, poi non lo diciamo perché se di parte c'è la Lega che invece è dalla parte dei più deboli. Ma sì, e quindi voglio dire che voglio riportare le parole di un senatore della Lega che è uno dei pochi che è riuscito a distinguersi, che è Gianmarco Centinaio, ex ministro dell'agricoltura in uno dei governi peggiori della seconda Repubblica, e, tra l'altro grande ministro dell'agricoltura e non era impegnato a scovare qualche sostituzione etnica con la però comunque questo è un altro discorso. Queste frecciatine. Posso dire che a me dell'armo comunista non me ne può fregare di meno. Faccia quel che vuole, io la valuto per le corbellerie che dice e non per quello che fa nel tempo libero. Grazie, senatore Gianmarco Centinaio. Esatto, Molto no, filtrata assolutamente oltretutto come condivisibile. risposta, cioè molto Lui ha detto che avrebbe più bisogno di un chirurgo plastico, però è un altro discorso. Povera Schlein. Perché vogliamo difendere la Schlein a tutti questi ragazzi? Vogliamo fare tutti quelli che difendono la Schlein. Non abbiamo nessun motivo per attaccarla alla fine. No, no, ma le vogliamo bene, per carità, poi non condividiamo le idee politiche e Quelli siamo vuole rappresentare il partito, però va bene così, mandiamo in onda ora il primo pezzo. pezzaccio. Pezzaccio.
Rieccoci con Barbari Eleganti. Dopo Vasco con Dopo Sono Vasco. innocente ma... Grande Vasco, grande Vasco. Scusate, C'è fibrillazione nell'aria. C'è fibrillazione. Vedi i microfoni che ballano, no? Vedi Vitto che è nervosetto, perché cosa può succedere stasera? Stasera il Napoli può vincere lo scudetto e il Vitto è già in modalità festeggiamenti per il campionato. Bravo Vito, complimenti. La mia squadra ha vinto il terzo scudetto nel 1931, Gaz. Sei indietro di quasi 100 anni. Non lo so, non lo so, non mi convince questa affermazione. Laura Chiatti che beve. No, Beve. scusate. Laura Laura Chiatti, allora, io questa sera vorrei difendere Laura Chiatti. Allora, non so se avete saputo che è scoppiata la bufera sui social, perché Laura Chiatti ha detto l'uomo che fa le pulizie mi abbassa l'Eros. L'attrice ha confessato in TV e poi si è difesa sui social. Ha detto la frase: non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare l'aspirapolvere. Mi abbassa l'Eros, me lo uccide. Io cucino tutto il resto, sono all'antica in questo senso con certi ruoli. Allora, io non dico di essere d'accordo sul fatto che sia la donna a dover fare le pulizie e non l'uomo. Anzi, io sono contento di fare le pulizie. Vabbè. E anche evitare. Comunque, nei commenti sui social, a seguito di questa cosa, di questa dichiarazione di Laura Chiatti, sono arrivate tante persone che hanno cominciato a insultarla. Decenni di battaglie femministe per nulla, dovresti vergognare, la donna non deve per forza fare le pulizie. Ragazzi, Laura Chiatti ha espresso un'opinione. Non rompetele i coglioni. Se Laura Chiatti dice che un uomo che fa le pulizie le abbassa l'Eros, quindi in pratica non si arrapa, non le arrapa un uomo che fa le pulizie, perché dovete venire a mettere bocca su che cosa arrapa Laura Chiatti? Sì. chi è? Chi è Laura Chiatti? Esatto, perché Scognamiglio Perché essendo... TG24 fa un articolo su Laura Chiatti? Scognamiglio essendo omosessuale Chi è? giustamente non conosce Laura Chiatti. C'è un'attrice. È un'attrice. Ma cosa vuol dire? Ma come fai a non conoscere Laura Chiatti? Scusa. Che cazzo è questo rumore sul microfono? Ha fatto una marea di film famosi, tipo serie TV. Non sa neanche lui chi è. Avrà fatto, non so, Carabinieri, poi Distretto di Polizia. Dai, Marco, Ragazzi. dimmi un film o una fiction Ma che non me lo ricordo, Cesaroni, ma non me lo ricordo, Raga, esatto. Beh, io la conosco, Ha comunque è fatto una... Luci dei tuoi occhi, seconda stagione, prima assoluto questa sera su Tu conosci qualche Vale. Siete veramente ridicoli, cioè, non me ne frega un cazzo di quello che ha Bravo, detto Laura bravo. Chiatti, nella sua vita privata può fare quel cazzo che vuole, se ha una tendenza da slave, da dominata e vuole un uomo dominatore è assolutamente suo diritto averlo, quindi chi cazzo se ne frega, cioè è una sua dichiarazione, ha fatto su un suo gusto, sulle sue preferenze, quindi chi se ne... Poi sinceramente manco la Evviva conosco Vittorio. e sinceramente ne vado a letto stasera tranquillo sapendo chi è, sapendo chi non è, Domani insomma. faccio colazione lo stesso. No, ma perché sono andati a rompere i coglioni sui social, perché hanno detto tu sei donna e quindi dopo tanti anni, dopo tanti decenni di lotte femministe non ti puoi permettere di dire che l'uomo che fa le pulizie ti abbassa l'Eros. Problematici tanto quanto chi ha scritto questo articolo. Io farei il prossimo 25 aprile lo ammodernerei un po', no? Cioè liberazione La dal proposta di Gaz per il 25 nazifascismo, aprile. quelle robe lì, e mettiamo anche liberazione dal nazifemminismo, perché veramente hanno rotto le scatole questi commenti. Una donna può pensarla come vuole, così come può pensarla un uomo, così come può pensarla qualunque essere umano, può essere d'accordo sul fatto che le donne debbano fare pulizie, che gli uomini debbano fare pulizie, può non essere d'accordo, può essere d'accordo a ingaggiare il femminismo di turno, a ingaggiare qualcun altro che da fuori venga, faccia. Però, cioè, basta questa storia che ci debba essere sempre qualcuno a rompere le scatole su ogni presa di posizione che fai. E basta questa storia del femminismo. Cosa significa dire mandi all'aria anni e anni di lotte femministe? Il femminismo sta anche nel fatto di poter dire la propria opinione così come la possono dire i ragazzi, gli uomini e tutti gli altri. Questo
è il femminismo, è uguaglianza e non è la rottura di palle di quelle dai capelli blu che ogni volta non sanno cosa fare sui social, devono sempre trovare lo scoop e attaccare il VIP di turno che magari si schiera contro il pensiero unico. Che non hanno bisogno di un uomo che le abbassi l'Eros, appunto perché Sì, o ma gli che le uomini, fa o scappare gli uomini non gli adesso. piacciono oppure non ce li hanno proprio, quindi in ogni caso non gli abbassa l'Eros. Devo dire che comunque ho apprezzato quest'ultimo intervento di Gaz ed è la prima volta che succede da quando è iniziata questa trasmissione. Poi si è dilungato Sì, un bravo, attimo, l'ha Gaz. fatta lunga, però complimenti. Oltretutto mi ha dato un assist meraviglioso, commosso, cioè, che sono- riguarda proprio la festa del 25 aprile. Pensavo i capelli blu. Quelli lì, ci sono tanti altri aneddoti, magari No, grazie. ne parleremo un'altra volta. Comunque ero andato il 25 aprile con il mio buon amico Asami, che i nostri ascoltatori Dove sei sicuramente andato? ricorderanno, Dove- alla manifestazione del Prenderò 25 per aprile. omaggio ai soldati dell'RSI. No, ero lì con la Era mia Salò. bandiera della Catalogna. Era a Salò. Ero lì con la mia bandiera Predappio. della Catalogna, che Gaz sicuramente la disprezza, dato che No, lui no, io è- i catalani li adoro, sono stato anche a Barcellona E sentivo a appunto casa. proprio mi hanno fermato dei catalani assolutamente a cazzo dei comunisti catalani che sono venuti a stringermi la mano a fare i complimenti e mi hanno fatto dire Barcellona, Catalogna. E tu gli hai detto, anch'io conosco un comunista. E io lì ho detto anch'io conosco un comunista, Gazzola. E ovviamente eccomi qua, presenti, Sempre presente ai centri sociali, lo incontrerete presente. alla Diada l'anno prossimo. Mi verrà faccio lì con- pelato, poi dico presenti il 25 aprile. Esatto. Però no, la Diada sarà poi un appuntamento importante, non so neanche perché stiamo parlando della Diada adesso, siamo passati Così perché mi andava da di Laura dirlo. Chiatti alla Diada, però la Diada è comunque un bellissimo appuntamento annuale a Barcellona. Avrei perché- parlato troppo di Napoli, quindi bisognava ricalibrare il tiro con un po' di Torniamo su Napoli, perché è uscito, grazie per questo meraviglioso assist, caro È un Vito. piacere, caro collega. Grazie. Assist, man. Allora, la denuncia di Striscia la Notizia. I commercianti napoletani vendono oggetti per il tifo facendoli figurare come beni di prima necessità per poterli comprare col reddito di cittadinanza. E dove poteva accadere se non In quale città? se non no, c'è tanta gente per bene, ma anche queste cose Allora, qua, dai, ragazzi. nel servizio l'inviato di Striscia si avvale di una complice per entrare con una telecamera nascosta in alcuni negozi di Napoli. La donna riesce ad acquistare una bandiera, alcuni addobbi, addirittura 3 fumogeni, pagando sempre con la carta del reddito di cittadinanza, con i commercianti che la rassicurano sul fatto che nessuno si accorgerà dell'inganno. Non risulta il dettaglio del pagamento, lo facciamo figurare come un piccolo elettrodomestico, spiega la commessa di un negozio di elettronica. Ragazzi, Napoli è ci vuole meravigliosa. fantasia, ci vuole fantasia. Napoli è per meravigliosa. certe Se non cose. esistesse bisognerebbe inventarla. Io adoro Napoli, per me è una delle città più belle del mondo ed è bella anche per queste particolarità. Cioè, per me questi non sono dei criminali come una persona normale penserebbe che siano. Per me non sono criminali come la legge direbbe che siano. Per me non sono criminali come il buon senso direbbe che queste persone siano. Per me sono dei geni. Per me siete dei geni e fate bene. Vitto, pensaci tu, per favore. Cioè, ci rendiamo conto, appena difeso dei tifosi, chiamiamoli quei tifosi per non perché se Gazza è suscettibile su questo argomento, poi Vabbè, è di parte comunque. La prendo sul esatto, di personale, che entrano in un negozio, pagano con i soldi dei contribuenti, cioè i nostri, vabbè, i suoi no, di No, suo anche padre miei, che ha creato la ricchezza, però i suoi no. Di Gazza sicuramente no, perché anche lui ha reddito di cittadinanza, Ma io sicuramente evado, miei e di ovviamente. Scognamiglio, e comprano degli oggetti per festeggiare, degli addobbi per festeggiare lo scudetto del Napoli, ma questa è una cosa veramente vergognosa. No, è Che siano incarcerati sia chi ha comprato, ovviamente se risulteranno colpevoli noi siamo ovviamente garantisti. C'è il reddito di tifoseria, ma è una roba proprio spettacolare. Chissà quanto servirà in questi giorni a Napoli il reddito di tifoseria per ripagare tutte quelle dita
che schizzeranno via dopo i petardi per la festa scudetto. No, non facciamo questi luoghi comuni. Ma non è vero, ma noi si scherza. No, però Gazzo comunque non dice sono- luoghi comuni, lui lo sa, esperienza diretta, Sono- ha visto molta no, gente ma- che... Ma infatti, ora che me perdeva- ne accorgo, Gazza ha 4 dita, non ne ha 5. No! è vero. Devi dire qualcosa, Gazza. È vero, no, vero, sono creativi, però No, poi io li adoro. queste io li adoro. cose, ahimè, succedono anche in altre parti, non solo a Napoli. Ahimè, e vedremo. Il problema è che Però vengono una fatti buona- coi una soldi buona- pubblici dei Una lombardi. buona notizia a proposito di reddito di tifoseria, cittadinanza, che poi secondo me è sempre stata la stessa cosa, è il fatto che comunque questo governo attuale, con la nuova legge di bilancio, è riuscito a smantellare pian pianino il reddito di cittadinanza, quindi già dal 2024 il reddito di cittadinanza verrà sostituito da un altro provvedimento sicuramente più meritocratico e anche con criteri più seri e sicuramente più utile. Questo significa che le mancette di Conte e dei suoi amici inizieranno a venir meno e ci sarà un po' più di giustizia e di normalità, vediamola così. Esatto. O almeno Io non auspichiamo parlo di questo questo. argomento. Perché ti piace Conte? No. Le mancette di Conte? No. Nonostante abbiamo votato la fiducia per un anno, Però a dettaglio, errori del passato, errori del passato. No, Scogna, però, dai. eravamo in un'ottica di governo, comunque certe Oggettivamente cose... per te, per i tuoi gusti sessuali è un bell'uomo, Giuseppe Conte. Quello sì. Ma sapete che quando era arrivato Giuseppe Conte tutti mi dicevano che assomigliavo a lui? Io preferisco Antonio Continuavano Conte. a paragonarmi. Bene, allora, Pubblicità. prossimo pezzo. Qual è? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Impiccatelo. Rieccoci, buona Schlein di nuovo a tutti. Dopo i Ramones Dopo con i Ramones.
No, io non ce la faccio. Con No, questa il titolo della canzone. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker, grandi Ramones. Grandi Ramones, vive Ramones. Possiamo togliergli Beh, il microfono, Gazzola? Io dalla prossima puntata lancerò una petizione per bandire Matteo Gazzola ufficialmente dai Barbari Eleganti. veramente. Non se può più, non se ne può più, mamma non mia. diciamolo. Tra buona Schlein a tutti. Ma manco l'ha imparato. Schlein, Cioè, io lo dirò tutte le volte apposta. fino a quando Vittorio non imparerà il nome. E io lo dirò tutte le volte in maniera sbagliata per portare avanti la petizione. La settimana prossima sarà la petizione Gaz Out. La settimana prossima non ci saremo. Non lo so, perché saremo Noi due impegnati sì, altrove. Noi due sì. Perché voi sì? Perché sì, perché noi ci siamo. Noi a differenza vostra non saltiamo. Ma neanche noi saltiamo. Noi abbiamo impegni improrogabili, impegni istituzionali soprattutto, perché dobbiamo portare i Barbari Eleganti sul palcoscenici europei, quindi sarà una giornata, una serata molto impegnativa, di grandi tensioni, e quindi saluto qua tutti. Bene. Ovviamente sui palcoscenici europei non sta parlando ovviamente del Parlamento europeo di Bruxelles, ma sta parlando al Parlamento europeo di dello Bruxelles? stadio Non di serve San un Siro. cazzo quel Parlamento A lì. parte che al massimo è a Strasburgo, non a Bruxelles, però Infatti, vabbè. Vabbè, sono c'è anche a entrambi, Bruxelles. quindi- C'è anche la sede a Bruxelles. C'è anche a Bruxelles, c'è anche... sì, ok, però la sede è a Strasburgo. No, c'è la doppia sede. C'è la No, doppia sede, guarda che a Strasburgo si va caduta. solo la Che plenaria. caduta. Vai zitto. Avete capito come studiano quelli della Cattolica? Che Che vanno quello al quinto anno. che vanno a fare giurisprudenza in Cattolica, poi non sanno neanche dov'è la sede del Parlamento europeo. Una roba bestiale. Questo è corretto. È una roba bestiale. Bene, allora dacci la prossima news. Allora, Gaz, faccio la domanda a te, perché Dimmi. mi sembri la persona più adeguata a rispondere a questa domanda. Sembra chiaro palese. Se la Russia... Eccolo. Allora, metti caso che tu sia un cantante famoso. Ok, Dimmi un cantante famoso che ti piace. Gaz, io ho ascoltato tutti i suoi dischi. Ok. Numero Allora, uno, Gaz è un veramente. cantante famoso che ha fatto tanto successo in Italia e in Europa negli anni '80, ma ha fatto anche successo in Russia. Metti che ora la Russia ti invitasse per cantare a un concerto, tu accetteresti? Perché no? Cioè, non dico Sudafrica, andrei in Colombia a cantare, andrei in Puglia, andrei a Bolzano e andrei anche in Russia se mi invitassero, certo, Ok. perché no? Sono Perché- un cantante di successo a livello internazionale, interplanetario, e vado anche là perché non guarda che ci sono gli alieni. No, te lo dico allora. perché ci sono gli alieni Sì, che ascoltano cantano, Gaz, sì. che cantano nei loro Dici il pianeti, titolo di una tua canzone. Gelato al cioccolato. Ecco, hai a capito? proposito, perché il cantante in questione italiano molto famoso, Pupo, per chi non lo conoscesse, quello di Gelato al cioccolato, Si chiama così non perché è figo, ma perché è comunque è un pupo, che ricordiamolo perché vorrei ricordarlo, ha 2 mogli, non una ma 2 mogli, Perché è un grande pupo? pupo, grande pupo. Viva il pupo. Allora, scusatelo. Bene, dai, vai. Pupo ha prosegui. ricevuto un'offerta a un festival in Russia in queste settimane, voleva andare a cantare, sono piovute una scorta di polemiche assurde su questa cosa e alla fine non c'è più andato. Tra chi se ne frega, ma vai, polemiche, Pupo, tra parti, queste Pupo. polemiche c'era anche Albano, il signor Albano Carrisi ha detto: anche io ho avuto offerte per cantare in Russia, ma è inaccettabile, quindi non ci vado. Perché è un ingrato. Cioè, adesso tu Albano mi spieghi, mio padre. mi spieghi al di là di tutto questa cosa della... Cioè, se ti arriva un invito in Russia, non dico da Putin, e non è che vai a cantare al Cremlino, ma vai a cantare a un... No, va al Cremlino. No, va al Cremlino? Ah, questo non lo so. Sì. No, non va al Il festival Cremlino. si tiene No, al Cremlino. Road to Yalta. Ma Road to Yalta, ma dai, ma non è che... Il festival si tiene al Cremlino. Vabbè, ma non va da sì, all'arena del Cremlino, è vero. Andate a cagare. Vabbè, ma scusa, Bravo, che tipo... No, ma scusa, ma che tipo di evento è questo? Cioè, fammi capire, Marco. Tu Festival sei- musicale in cui
invitano tipo Sanremo, No, vabbè, tipo no. un Sanremo in salsa un po' russa, più no? serio di Cos'è? Sanremo, un po' più serio di Sanremo. Festival del Poi primo è tipo, maggio. esatto, tipo il primo maggio, però in Russia con i cantanti E stranieri. perché non puoi andare? Adesso non è che vai lì a dire viva la Russia contro l'Ucraina, va lì a fare una cosa culturale. Va lì a fare la propaganda di Putin, è uno Ma che come tutti i propaganda è? pacifinti, è lì per fare la propaganda E che di discorso va a Putin. fare di propaganda? Gelato al cioccolato, dolce un po' Va salato? lì a dare credito a Putin, va lì a dargli credito. Non lo so, non mi La me- convince la- sta versione. Veramente, io ho pena per il Bisogna- presidente Meloni Mm. che lei sta cercando in tutti i modi di far vedere che l'Italia non è il ventre molle dell'Europa, per far cambiare l'idea che si ha dell'Italia nel mondo, e arrivano delle bordate da tutti i lati sulla povera presidente Meloni. Questo è inaccettabile. Ha fatto bene Albano a dire a Cosa Pupo c'entra che- col festival? Cioè- sarebbe andato lì per avrebbe dato credibilità a Putin. Oggi Ma artisti perché? italiani non devono andare Perché in avrebbe dato Russia perché vai a credibilità dare a credibilità Putin? a Putin. Ma come fa a dare credibilità a Putin? Cioè, secondo me vanno distinti un po' i due piani. Va bene No, che non si vanno teneva il distinti Cremlino, questi dei eccetera. due piani. C'è la popolazione, noi invece di dare solidarietà a quei pochi La diamo la russi solidarietà che ai stanno, russi, che stanno protestando contro questa guerra infame e rischiano di essere incarcerati, perché lì in Russia li incarcerano i e non dissidenti, solo lì in Russia. E non solo soprattutto lì in in Russia. Russia, E non solo soprattutto in Russia. soprattutto in Russia. Vabbè, Come vogliamo ricordare il buon Navalny che è in carcere da ormai più di un anno chi se ne frega, dai. e Albano e Albano è stato veramente vale è stato quanto veramente un preciso, Nichidendola qualsiasi, però va bene. Dettagli. preciso, puntuale a dire a Pupo che è un gesto che avrebbe dato credito a Putin. Grandissimo Albano. No, io su questo la penso come Gazza, chi se ne frega, cioè nel senso, ragazzi, bisogna distinguere il piano della guerra in Ucraina, quindi cosa è Esatto. giusto? Allora, è giusto escludere la Russia dai contesti internazionali che hanno una rilevanza politica, ma il festival di Salcazzi di Yalta, musicale, cioè questa Bravo, mi sembra Marco. un'esagerazione. Allora, un conto è escludere la Russia dal resto del mondo. Non è che possiamo impedire a un italiano di andare in Russia a cantare una canzoncina, anche perché Gelato al cioccolato, insomma, se Putin conoscesse il vero significato di quella canzone, penso che gli piacerebbe molto. Anche Ma perché al poi di- al di là di questo, il principe è sbagliato, perché allora noi stiamo impedendo all'artista di fare il suo lavoro. Quindi allo stesso se dovessimo essere coerenti con questo pensiero, dobbiamo dire a tutti i nostri imprenditori, a tutti i nostri italiani che hanno a che fare con la Russia perché ci lavorano, perché hanno delle attività così, hanno delle attività lì in Russia, dobbiamo dire dovete cessare la vostra attività lavorativa in Russia fino a quando non cesserà tutta sta manfrina qua della guerra, perché sennò date credito a Putin e alla Russia. Mi sembra un po' assurdo. Avete sentito tutti questa manfrina ha detto manfrina inteso queste una guerra inutili. dove gli ucraini stanno combattendo per la loro libertà. No, questa non era geopolitica. Io dico solo una cosa. Gads out, hashtag Gads out. Bravo Nico, hai ragione. Sei peggio dei giornalisti di Repubblica, cioè dici A, così poi fanno passare come se avessi detto B. No, tu hai detto quello che ha appena ripetuto Ma non è Vittorio, vero. e in più hai dato dell'artista a Pupo. Ancora peggio. Guarda, in questo momento è più credibile di te, che almeno lo dice, io sono un figlio russo e me ne vado. Invece non hai il coraggio di dirlo. Allora ci fa un compagno da Brunelletto. Allora, dillo, no, sono ma un filo scontane. non allora, sono negli ultimi figlio dai, nessuno. basta sta cosa della guerra in Ucraina, che ormai ne abbiamo parlato e stiamo perdendo troppo tempo. Negli ultimi minuti che rimangono, Scogna, vuoi
raccontarci dell'argomento che volevi portare tu, visto che manchi da 4 settimane e un argomento Sì, ce ma l'hai? è un argomento di merda. Dai, Però, vabbè, è giusto dirlo. parliamone. Allora, Posso parlare sempre di sta guerra. esatto, ha suscitato scalpore nelle scorse settimane un'iniziativa lanciata dal Ministero del Turismo per promuovere Chi è il ministro del turismo? un'iniziativa del Ministro del Turismo per promuovere l'Italia all'estero. La campagna ha un Chi è il claim, ministro del turismo? non lo so, cercare su Wikipedia, non so chi sia. La campagna ha come claim, non me lo ricordo più, come Open to Meraviglia, ecco, e è diventata, diciamo, è stata criticata molto perché la Venere di Botticelli è presentata un po' come un influencer. E la cosa che ha fatto un po' storcere il naso a molta gente, giornalisti, artisti di sinistra, solita gente, sono i 9 milioni di euro spesi per questa campagna pubblicitaria. Ora, siamo tutti d'accordo che il ministro del turismo è il peggior ministro di questo governo. È il peggior ministro di questo governo a mani basse. Diciamo il meno bravo, peggiore rispetto a quello al suo predecessore che era Garavaglia della Lega. Esatto, No, cosa esatto. no, Era, molto hai era ragione. molto meglio il buon Era Garavaglia, molto meglio però. il buon Garavaglia. Questo è fuori discussione. Garavaglia è un gigante, l'attuale ministro del turismo, vabbè, lasciamo perdere. Leggermente meno bravo. No, fa cagare proprio. Comunque, Ragazzi, insomma, stiamo sempre parlando del governo di centrodestra, quindi vabbè, cerchiamo di è essere un un po' grande diplomatici. governo che purtroppo è, come tutti, ha le sue come si chiamano? Le sue bassi. esatto. Quindi, la cosa folle riguarda proprio tutte queste persone che sono indignate per i 9 milioni di euro. Ma io voglio dire una cosa. Dove eravate quando Franceschini buttava 30 milioni di euro nel cesso per aprire i ZART? Dove eravate? Dove eravate? I ZART è stata una merda che è costata 30 milioni di euro. Questa è una campagna pubblicitaria che magari avrà successo. Cagare perché fa cagare, è oggettivo che faccia cagare. Dai, fa cagare, ragazzi, fa cagare. Ma vabbè, Però, comunque potrebbe puntare, non è ha detto fatto marketing, nel esatto. senso. Esatto, perché è un investimento, è una pubblicità. Magari a noi fa cagare, all'estero non farà cagare, non lo sappiamo. All'estero piace la pizza con l'ananas e in Italia no. Considerati i gusti che Esatto, comunque la pizza con l'ananas è buona. Vabbè, comunque, detto questo, la gente non si è indignata per i ZART, fate cagare, è Esatto. uno schifo. Franceschini dovrebbe... No, evitiamo No, di hai dirlo. colto perfettamente il punto, il solito doppio pesismo della sinistra. Esatto, 30 milioni di euro buttati nel cesso. Io continuerò sempre a sgolarmi perché è una vergogna incredibile. Una domanda, però, il deputato di Fratelli d'Italia che voleva abolire gli inglesismi e le parole straniere dalla lingua italiana, dal gergo comune. Dovrebbe fare la fine dell'orso. Perché che fine dovrebbe fare l'orso? Sopravvivere, giusto? Sì, certo. Dovrebbe andare in uno zoo. Comunque, cosa penserà quel deputato della campagna Open to Meraviglia? Con questo titolo Dell'Open molto to British? Meraviglia. Ma io penso che, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui, però sicuramente, come diceva bene il buon Scogna, Miles, Open to Meraviglia è sicuramente... Scogna Miles. Sì, è una trovata, sì, è una trovata pubblicitaria. E Hashtag questa, Gads Out. Questa trovata del grande ministro Santanchè è sicuramente migliore rispetto a quelle passate. Abbiamo del detto, PD abbiamo fatto il nome. E di Franceschini, è sicuramente qualcosa di migliore, no? Quindi le solite polemiche della sinistra che prima fa le cazzate, poi quando arriva qualcuno al governo dopo di loro e fa le cose belle, brutte che siano, ma sempre migliori di loro, questi qua hanno sempre comunque da criticare. È il ruolo dell'opposizione. Lui da bravo democristiano politico come prova a mettere una pezza sugli insulti che abbiamo lanciato noi. Comunque. Chi è che ha insultato? Tu.
Chi è che ha insultato, scusa? Nessuno. No, non ha insultato Non nessuno. abbiamo sentito insulti. Io non ti ho sentito assolutamente- insultare nessuno di preciso. Assolutamente Bravissimo. niente. Però Quindi... il punto è che Su- non è che sulla fa studio, una cosa, sai. una cosa diversa. Cioè, stiamo parlando di due cose totalmente diverse. 9 milioni di euro come pubblicità contro 30 milioni buttati nel cesso. È follia. E la gente io non ce la posso La fare. gente, Dovete andare a fare in culo. I militanti E del con PD. questo vi salutiamo. E con questo vi salutiamo. A Militanti del settimana PD, prossima. A settimana prossima. Anzi, no. Continuate a seguirci. I su barbari I eleganti. Barbari Eleganti. Buonasera Ciao. a tutti. Viva i piedi. Buonasera a tutti, Gaz out. Avete